Impasse a Cafarsetti dopo la maxi retata per le tangenti sul Mose che ha costretto ai domiciliari anche il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni. Stamane riunione tra il vice sindaco Sandro Simeonato e i capigruppo. L'onda lunga dello tsunami dell'inchiesta partita con l'arresto della AD della Mantovani, Pier Giorgio Baita, è destinato ad avere effetti per mesi sulle istituzioni venete. Già ieri sono scattate le sospensioni dai rispettivi incarichi di Renato Chisso, da assessore regionale alla mobilità, e di Giorgio Orsoni, da sindaco di Venezia. Ma mentre in regione basterà trasferire la delega per far ripartire l'assessorato, a Cafarsetti è tutto più complicato. Il sindaco ha tempo 15 giorni per decidere di dare le dimissioni e in quel caso cadrebbe la giunta e si dovrebbe andare subito a nuove elezioni. Se Orsoni decidesse invece di tenere l'incarico, il vice sindaco Sandro Simeonato farebbe da reggente fino alla fine del mandato del Consiglio, ossia in marzo. Difficile del resto per Orsoni però dare le dimissioni finché è ai domiciliari e i suoi legali potrebbero rivolgersi al Tribunale della riesame per chiedere la scarcerazione. Tempo 10-15 giorni. Oltre ai 35 arrestati c'è un centinaio di persone inoltre tra funzionari, pubblici dirigenti di segreterie e di partiti che è indagato e anche qui gli effetti sull'andamento degli uffici sono evidenti. E poi gli interrogatori in corso potrebbero allungare la lista degli indagati. Sospesi dal servizio anche i 3 funzionari regionali legati a Chisso, Fasol, Artico e Casarin. Non soltanto tangenti ma anche posti di lavoro sarebbero state le monete di scambio in quello che è chiamato ormai il sistema Baita, secondo l'inchiesta giudiziaria. L'ex presidente del magistrato alle acque, Patrizio Cuccioletta, e Giovanni Artico, funzionario di Chisso, hanno entrambi le loro figlie assunte nella società Tetis, controllata dal consorzio Venezia Nuova. Entrambe vi hanno trovato impiego nel 2008.